Eccoci insieme, ben ritornati alla nostra consueta diretta. Quest'oggi parliamo di una problematica molto frequente, no, non problematica di carattere politico, ma sociale e sociosanitario, che ha risvolti pur tuttavia anche di carattere politico. Non potrebbe essere diversamente, lo capirete bene. Parliamo dei bambini, ma non solo degli adulti, che sono celiaci. Cosa si tratta? Sappiamo che è una patologia che purtroppo possiamo dire in certo qual modo invalidante per la vita quotidiana, perché naturalmente bisogna eliminare dall'alimentazione certi alimenti. Cosa comporta questo? Beh, chi ne soffre o ha delle persone vicino a sé, accanto a sé, che hanno questo problema lo sa benissimo. Innanzitutto una spesa notevole, perché bisogna scegliere un certo tipo di alimentazione, molte volte si ricorre alla farmacia dove i costi sono particolarmente elevati, e poi naturalmente quando si tratta di bambini anche in tenera età si tratta di un'educazione, di una cultura che deve essere effettuata da parte della famiglia, quindi il supporto della famiglia e del contesto sociale attorno, che deve supportare in un percorso di crescita, in un percorso di cambiamento. Ma a volte questo viene affrontato non nel modo migliore. L'importanza delle istituzioni è fondamentale, perché ci sono dei provvedimenti che vanno ad aiutare chi soffre di questo problema e le famiglie, anche in termini economici. Come e che cosa e quale cambiamento è in essere, e lo stanno temendo soprattutto le associazioni che tutelano queste famiglie, lo vedremo adesso meglio insieme. Per cui attenzione a chi sta affrontando questa problematica, perché le novità sono anche importanti. Nostri ospiti in studio quest'oggi, io lo ricordo tra l'altro tra parentesi, telefonate aperte e anche messaggi da parte vostra. Abbiamo una mamma, la presento per prima perché è una testimonianza importante, Antonella Sessolo, ben arrivata qui con noi. Grazie. E grazie tra l'altro della sua presenza, testimonerà quindi una vita, un percorso che sta facendo con il proprio bimbo o bimba? Bimbo. Col proprio bimbo che ha? 4 anni, compie 5 anni fra poco. Piccolissimo, per cui benissimo. Ben arrivata anche Michela Friso Braghetto, presidente dell'Associazione Italiana Celiachia del Veneto, grazie. Buongiorno. Sei qui con noi, e il consigliere, sempre dell'associazione, Enrico Camillo. Salve. Grazie anche a lei. Allora, io vorrei spiegare a coloro che invece non hanno ben presente in che cosa consiste questa patologia e poi come si manifesta e qual è la problematica centrale. Allora, la celiachia è, chiamiamola volgarmente, un'intolleranza al glutine. Meglio, è un'enteropatia autoimmune dove il fattore scatenante è il glutine, che appunto crea questa intolleranza. Intolleranza o allergia? No, no, intolleranza al glutine. Quindi un fastidio abbastanza importante. È una intolleranza permanente al glutine. Il glutine è presente nei cereali di più uso comune, tipo il grano, il frumento, l'orzo, la segale, il kamut, il farro, e quindi tutti quei prodotti che vengono preparati con questi cereali non possono essere consumati dalla persona affetta da celiachia. Ecco, lei ha detto una cosa importante, perché il farro, il kamut e quindi l'orzo, quindi è andata a toccare diversi aspetti che magari alcuni non conoscevano. Infatti, gli unici cereali che la persona affetta da celiachia può consumare, così tali e quali, perché poi se vengono trasformati in farina, vedremo magari più avanti, ci possono essere dei problemi di contaminazione, sono il mais, il riso, e la quinoa, il grano saraceno, quindi quei cereali che non contengono in natura glutine. Ma non trasformati in farina, però. E non trasformati in farina, proprio perché altrimenti la trasformazione può causare contaminazione, e quindi la persona deve essere sicura che questa farina non contenga glutine. Cosa succede se la persona invece
inconsapevolmente, per errore, oppure prende questi alimenti? Allora, intanto dobbiamo diversificare. Una persona che non sa di essere celiaca e che introduce questi alimenti praticamente ha un'infiammazione cronica a livello dell'intestino tenue. L'ingestione del glutine comporta l'appiattimento dei villi intestinali. I villi intestinali sono come delle dita che aumentano la superficie dell'intestino. Venendo a mancare questa superficie, le persone assorbono, quindi hanno un malassorbimento di tutti i valori che invece sono necessari per riuscire a vivere normalmente, ad avere forza e tutto La quanto. manifestazione, qual è? Le prime manifestazioni sintomatiche? Proprio perché lei ha detto che le persone che non ne sono consapevoli e purtroppo a causa degli alimenti che di uso quotidiano, questo sta diventando un problema estremamente frequente. Diciamo che le sintomatologie sono molto varie. La più conosciuta è quella che si riferisce ai bambini, perché fino a una ventina di anni fa si pensava che fosse una patologia solo pediatrica, mentre col tempo si è visto che colpisce anche le persone adulte. Sì. Infatti la celiachia si diventa celiaci con l'introduzione del glutine, con una predisposizione genetica. Predisposizione genetica è un presupposto, quindi. Certo. E non è che chiunque che a un certo punto non nasce sano e diventa celiaco, ci deve essere un fattore genetico. Certo. Però lo si può diventare nel corso della vita, lei diceva. Certo, perché appunto introducendo il glutine o a causa di uno stress fisico o psichico, una persona con predisposizione genetica può diventare celiaca. Perfetto. Sintomatologia? Le sintomatologie dei bimbi sono generalmente vomito, diarrea, addome globoso, stanchezza, mentre nell'adulto sono molteplici perché possono essere intestinali e anche extraintestinali, quindi anemia, varie stanchezza cronica, malattie associate, cioè sono varie da non confondere con patologie legate ai disturbi digestivi oppure, perché anche questo c'è un discorso, certo, che molte persone che hanno forme di gastrite eccetera fraintendono e dicono ma sarò celiaco. No, poi... a parte che per la diagnosi di celiachia io non sono medico, però bisogna seguire determinate procedure, non è che uno si inventa, questo è bene un messaggio che venga veicolato uno non chiaramente. Si deve inventare celiaco, anche perché fino a che l'iter diagnostico non è completo, soprattutto nell'adulto con la biopsia intestinale, non bisogna assolutamente eliminare il glutine perché come lo si elimina l'infiammazione. Perfetto. Nel bambino invece, quest'altra problematica, i genitori che fossero preoccupati, avessero dei sospetti di che esame diagnostico viene consigliato e soprattutto quali sono, cioè, ci può essere una manifestazione anche di ritardi nello sviluppo mentali o psichici? Allora, intanto bisogna rivolgersi al pediatra di libera scelta che darà indicazione per andare nei centri di riferimento appunto autorizzati alla diagnosi di celiachia. E poi sarà il gastroenterologo pediatra che deciderà quale sarà l'iter per il bambino. Può portare dei ritardi nello sviluppo? Sì, perché il bambino magari non cresce tanto, è magrolino, lì dipende. È il pediatra che decide. Quindi è importante questo messaggio, andare a rivolgersi a persone che sono specializzate, eventualmente a sollevare il problema qualora il bambino manifestasse qualche cosa, perché questo può avvenire anche in tenerissima età. Assolutamente sì, dopo l'introduzione del glutine. Ecco, prima di passare nel merito dell'associazione, che ha un ruolo importante, sta portando avanti una battaglia abbastanza significativa, sentiamo un po' un'esperienza di lei come mamma. Bene, io sono mamma di un bambino celiaco e grazie al mio pediatra abbiamo scoperto questo problema. In poche parole, Luigi non cresceva molto, era sempre magro e dormiva tanto. Ogni volta che mangiava, stanco praticamente? Sì, stanco, molto stanco. Ogni volta che mangiava a distanza di 15 minuti doveva correre in bagno e continuava a lamentarsi dei dolori qui al pancino, diceva lui. A quanto tempo aveva? Aveva 3 anni, siamo andati dal medico per fare il bilancio di salute e abbiamo parlato un attimo, mi sono lamentata che aveva le unghie che si sfogliavano, questi denti che aveva sempre deboli, si rompevano facilmente
Il medico, valutando, pesandolo, facendo tutti i vari controlli, mi ha consigliato di fare questo accertamento, appunto, che consiste innanzitutto negli esami del sangue, nel test genetico, e poi ci ha inviato in pediatria, dove è stato visitato dal gastroenterologo che, visti gli esami, ci ha consigliato di fare la gastroscopia. E dopo è arrivato l'esito. Nel test genetico quindi emerge che c'è questa predisposizione genetica, conseguentemente però voi non avete questo problema, come invece potrebbe sembrare, cioè è un fattore ereditario? È un fattore ereditario, infatti il gene l'ha trasmesso mio marito, e gli altri figli però sono negativi. Quindi non è detto assolutamente che sia un figlio il problema. Gestione quotidiana, come viene effettuata? La gestione quotidiana all'inizio è un pochettino disordinata, nel senso ti fai prendere dall'ansia. Dopo invece, man mano che si impara, che si conoscono i prodotti, la questione viene molto più semplice. Il problema principale è insegnare al bambino che ci sono degli alimenti che può mangiare e degli alimenti no. Dopo, avendo un bambino piccolo, il problema va anche alla scuola. Quindi adesso vediamo anche il coinvolgimento, che è molto importante. Un attimo solo, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Mi sentite? Adesso sì, da dove chiama, signora? Bene, allora io chiamo da Vico d'Arzere, Padova. Sì, prego. Ecco, io volevo fare una domanda. Ieri mio marito è andato per quella, tra virgolette, visita per i buoni, per sì, poter acquistare. Ecco, da 140 euro sono calati a 95, mi pare mi abbia detto ieri. Io personalmente ritengo sia una cosa vergognosa, considerando che la pasta costa dalle 7 alle 8 alle 10 euro al chilo. Non parliamo della farina, le cifre sono 20, 25, biscotti, anche 30 euro al chilo. Cioè voglio dire, con 90 euro una persona di 65 anni cosa compero? Assolutamente. Se lei considera che se vado in farmacia a prendere 4 fette di pane del peso di 2,40 euro, scusa, di 2,40 etti, queste fette di pane costano 4,50 euro, 1 euro all'una. È possibile, domanda, è possibile che un uomo di 65 anni ne mangi 2 fette? Penso di sì, una a mezzogiorno di 60 grammi e una alla sera. È un po' di dieta. Ecco, solo di pane vanno via 60 euro al mese. Allora voglio dire, con le altre 30 euro acquisto gli spaghetti a 7,2 euro al chilo. Si parla di certo, abbiamo capito perfettamente. Ecco, allora voglio dire, la rabbia sarebbe un po' meno se tutta l'Italia fosse in queste condizioni. La Regione Veneto, il carrozzone, tutti parlano del carrozzone d'Italia e siamo quelli penalizzati. Per non parlare, e mi aggrego alla signora, dei bambini che mangiano biscotti, mangiano le merendine, e quindi voi avete idea? Io mi auguro che la signora abbia portato lì il prontuario, perché lì trovate prezzi assurdi, si può dire assurdi, costano come l'oro. Assolutamente, signora. Adesso vediamo se ci sono anche soluzioni alternative di spesa, magari qualche consiglio dai nostri ospiti dell'associazione. Grazie molto della sua telefonata. Una cosa sola, io vado già al supermercato perché in farmacia non è possibile andare in farmacia, vado al supermercato. Ma sono pochi lo stesso, perché anche lì al supermercato la pasta costa 7,20 euro al posto di 9 euro della farmacia, ma costa ed è polenta, voglio dire, è farina di polenta. Certo. Perché la pasta, le veneziane, è polenta. Chiaro. Ecco. Grazie signora. Io vi saluto e cercate di lottare per noi. Grazie molte, grazie veramente del suo contributo. Buona giornata signora. Consigliere, a lei la risposta alla nostra telespettatrice? Beh, la risposta diciamo, deve partire un po' da lontano. Allora, esiste richiede un po' di tempo la spiegazione. Sì, allora, di sì. Signora, ci segua veramente pochissimi secondi di pubblicità, così dopo possiamo farlo parlare un attimo, spiegare bene, dare la risposta alla sua telefonata e a quanti hanno la medesima osservazione da fare. Dopo passiamo di nuovamente alla mamma. Pubblicità.
Allora, signora, la risposta adesso gliela diamo perché richiede un attimo di essere illustrata bene. Prego, consigliere. Ecco, la signora diciamo, sostanzialmente pone l'accento sui recenti diciamo, tagli introdotti dalla Regione Veneto. Allora, quello che dobbiamo dire, diciamo anche... Dalla Regione del Veneto, attenzione, perché ci seguono anche da altre regioni, non dappertutto è così. Giustamente Esatto. dopo rispondiamo anche a un messaggio che è arrivato dal Trentino. Diciamo, la risposta è leggermente articolata e magari cerco di renderla anche un po' semplificata per comunque dare i punti chiave. Allora, esiste una legge nazionale del 2006 che fissa sostanzialmente un importo spendibile in prodotti notificati al Ministero della Salute un importo che diciamo, è legato in qualche misura a delle fasce che sono di età e di sesso e di età e di sesso. Cioè una donna di età di 40 anni potrà spendere, avrà questo bonus di tot euro Sì. perché si ritiene che possa consumare Certo. a media tot Sì. prodotti in un periodo di un mese circa, Esatto. ipotizziamo. Sono- un uomo sono- diversamente. Sono importi calcolati a fronte di un'osservazione di un paniere di prezzi osservati secondo le necessità di fabbisogni calorici stabiliti dai LARN, che comunque sono parametri ministeriali, e sono importi che devono far fronte alla differenza tra il costo dei prodotti di libero mercato e i prodotti destinati all'uso dietoterapeutico, quindi idonei al consumo da parte di persone celiache. Allora la signora fa riferimento appunto a questa decurtazione dell'importo dei buoni. Questa decurtazione è stata introdotta nel giugno del 2012, quindi 3-4 mesi fa, è stata introdotta dalla Regione Veneta, unica tra tutte le regioni d'Italia a introdurre questo tipo di taglio, ma la cosa ancora più importante è che questa decurtazione è stata introdotta subordinando l'erogazione dei buoni e la determinazione degli importi a un programma dietetico che viene fornito a seguito di una visita medica. Quindi personalizzato. Esatto. Ma allora, in teoria, dal di fuori, uno dice dovrebbe essere meglio perché una persona sportiva che ha 25 anni, che ha un consumo calorico notevole, giustamente avrà più bisogno di una persona sedentaria di 68 che magari deve stare anche a dieta perché Certo. tende all'obesità, quindi strutturalmente dovremmo esserci Certo. in una logica migliore, no? Sì, questo sì, il ragionamento potrebbe portare in questo verso. Di fatto noi, appena abbiamo visto la delibera, noi come Associazione Italiana Celiachia Veneto abbiamo immediatamente fatto delle osservazioni. Uno, i tempi di applicazione di questa delibera che sono stati definiti in maniera strettissima. Noi stiamo parlando di 9.000 celiaci nel Veneto e questi 9.000 celiaci avrebbero, anzi sono sottoposti a questo programma dietetico, a questa visita, che poi vedremo di che caratura è questa visita, nell'arco di 2 mesi, quindi abbiamo sicuramente rilevato fin dall'inizio un affollamento di quello che potevano essere le visite che con un semplice calcolo matematico ci ha portato a capire che i minuti dedicabili a ogni singolo paziente sicuramente non erano confacenti all'erogazione di un programma dietetico, bensì probabilmente a una visita molto più, e questo è stato evidenziato anche con le telecamere nascoste di Striscia la Notizia, che hanno rilevato situazioni veramente limite, di cui noi come associazione... Quindi non erano vere e proprie visite? No, diciamo, noi abbiamo delle testimonianze di centinaia di mail che arrivano all'associazione Sì. che ci dicono che queste visite mediche, questi programmi dietetici non vengono fatti, che queste visite mediche non sono tali, perché ai celiaci vanno chiesti indicativamente nome e cognome e da questi 2 parametri, non si capisce bene come, si arriva alla determinazione di fasce caloriche. Comunque torniamo un attimo al punto. Diciamo che noi abbiamo appunto fatto questo rilevo della tempistica, che secondo noi era troppo stretta per fare un lavoro serio e utile soprattutto ai fini della Regione, perché i fini della Regione sono legittimi, sono quelli, come dice lei, di risparmiare, di non sprecare il denaro, e su questo l'Associazione Italiana Celiachia del Veneto e nazionale è in prima linea. Certo. No, intanto io dico che arrivano i messaggi. Prego. Che la Presidente li deve assorbire tutti, che dopo risponderà Certo. lei, prego. Ecco, quello che noi abbiamo fin dall'inizio contestato è stato alcuni parametri scientifici. Non capiamo come da questa piccola visita si possa arrivare a una puntualizzazione maggiore dei fabbisogni rispetto a quelli che sono già i fabbisogni indicati dal Ministero della Salute.
E questo, quindi si deroga a questo praticamente? Si deroga a questo e non si capisce poi con che metodi e con che parametri. Ecco, ma perché questa differenza, in sintesi, rispondendo anche ad alcuni messaggi, tra una regione e l'altra? Così, perché quando la persona è uguale a prescindere diciamo certo. dal luogo dove allora, abita e deve subire dei trattamenti diversi. E perché andare a speculare sempre sui soliti noti, tanto per cambiare, ecco, anche a livello regionale? Questa è una domanda, insomma, è retorica, nel senso che è la stessa domanda che ci siamo posti noi e che abbiamo posto anche direttamente a tu per tu con gli assessori, con l'assessore alla sanità, e gli abbiamo proprio fatto questa domanda, cioè abbiamo cercato di mettere sul tavolo ordinatamente le questioni. La Regione ha dei legittimi intenti di risparmio e questo beneficia la Regione, ma beneficia direttamente anche il cittadino e quindi noi. I celiaci hanno delle legittime aspettative che sono tra l'altro normate dalla legge nazionale. Assolutamente. Si sarebbe potuto benissimo mettere insieme questi due fattori, arrivare magari a un contenimento di spesa, magari forse non nell'immediato, non è perfettamente tangibile, ma a medio e lungo termine sicuramente forse migliore. Voglio chiederle questo, alla luce un po' anche dei messaggi che arrivano. Viene tenuto anche un parametro importante in considerazione, cioè il reddito della persona, perché giustamente pensando alla telefonata di prima della signora di Vigonza, magari il marito ha 65 anni, ipotizzo, mettiamo che abbia una pensione minima, e se invece il marito ha una pensione di 5.000 euro, c'è una differenza, perché anche qui insomma è ora di vedere anche questo, se la signora giustamente ha un bambino, ha altri due figli, come mi dice, ne ha 3, 4 bimbi e magari uno stipendio che è è diverso tra chi invece si porta a casa, faccio sempre il classico esempio di chi ha la pensione, non dico arrivare ai 30.000 euro che purtroppo ce n'è, però di gente che ha delle belle pensioni, che non neanche lontanamente una famiglia si sogna di avere di uno stipendio allo stato attuale. No, cioè bisogna anche questo puntare forse l'attenzione, secondo me, cioè magari agevolare con quote un po' più alte chi ne ha bisogno e chi invece ha le possibilità, insomma, non dico quasi tagliare i benefit, però insomma potrebbe anche essere un suggerimento, perché non credo che ci siano problemi per chi ha soldi, anziché farsi, no? Sì, certo, allora, c'è un azzardo. No, perché no? Perché è un azzardo? Nel senso che tutte le proposte sono lecite. Noi quello che chiediamo come associazione, che comunque nasce per difendere e per tutelare, diciamo, il benessere fondamentalmente del celiaco, è di sederci al tavolo con la Regione, identificare chiaramente quali sono gli obiettivi, e penso che questo possa essere fatto in maniera limpida e senza nessun problema, e metterci a un tavolo con tutte le proposte, con tutte le permutazioni alle proposte che ci possano portare all'obiettivo. Tutto è lecito, anche quello che propone lei. No, l'ho buttata là, io non me lo certo, sicuramente ogni idea. È che sento tante telefonate di persone che giustamente dicono: ma io devo pagare il ticket, ho una pensione, arrivo poco sopra la soglia dei 29.000 euro annui, e comunque una pensione che è bloccata lì, e caspita, rispetto a chi ne ha 69.000, e ce ne sono, giustamente pari il ticket non mi sembra neanche congruo, perché mettiamo quasi sull'astrico una famiglia di un certo tipo, pensionata, sarebbe dei pensionati, rispetto a chi invece sta benone e può permettersi tanti lussi e tante cose. Certo. Insomma, è anche questo. Rispondiamo anche ai messaggi che sono arrivati. Allora, ho visto alcuni messaggi passare. In Trentino, intanto il Trentino è una provincia autonoma. So che hanno... Una regione a statuto speciale, per cui ha una regolamentazione assolutamente diversa, va ricordato. Hanno provato, cioè perché è una cosa nuova, unica in Italia per ora, a non consegnare buoni, ma ad accreditare nel conto corrente della persona affetta da celiachia il quantitativo del buono. Però è una procedura all'inizio e quindi non si sa bene come andrà a finire, diciamo, anche perché i trentini sono notevolmente di meno. Ecco, quindi è ancora da vedere questa cosa qua. Un attimo solo, c'è un'altra telefonata. Pronto? No. Dove chiama? Allora, buongiorno. sono De Rossi, chiamo da Chioggia, in provincia di Venezia. Sì, prego signora. Allora, noi in famiglia siamo in 2 celiache, io e la mia bambina di quasi 10 anni. La mia domanda è molto semplice: possiamo, dico tra virgolette, capire il discorso dei tagli, ma perché non ci danno la possibilità di poter usare i nostri buoni in tutte le catene di supermercati? Quindi, avendo un taglio, ma in ogni caso nel momento in cui io vado a fare la spesa al supermercato, sappiamo che lo stesso prodotto mi costa molto meno. Certo, assolutamente ecco, sì. Questa è la mia domanda. Grazie signora. Grazie a lei, molto grazie a voi, utile. buona giornata. Grazie signora. Arrivederci. Esatto, perché
Allora, e farete qualcosa per questo? Facciamo un passo indietro. Nel 2008 è uscita la legge regionale numero 15 che fra le altre cose ha allargato l'erogazione dei prodotti senza glutine, dietetici senza glutine, anche agli esercizi commerciali. Quindi dal 2011 ci sono anche una serie di esercizi commerciali che hanno chiesto all'ASL di appartenenza la possibilità di erogare questi prodotti. Quindi ci sono sul territorio grandi supermercati, negozi specializzati che hanno avuto questa. Ma siamo partiti da poco e quindi la capillarità non è così ampia. Chi deve spingerla? È un'azione che deve fare la persona che vuole aprire un negozio o il supermercato. No, ma se i cittadini hanno queste... Io faccio l'esempio di chi si trova in un comune dove non ci sono tante tipologie di negozi, di grande distribuzione o piccola distribuzione che dir si voglia, e magari se ne trova solo uno, deve fare un tot di chilometri e lo trova comunque, siccome chi ha monopolio ne approfitta. Rispetto alla grande città, Milano, viceversa, dove hai una scelta mostruosa e puoi risparmiare. Non è giusto neanche questo. Per spingere una capillarità di questi prodotti e della fruibilità del buono in tutti gli esercizi commerciali, una volta che uno ha trovato che lo può comprare lì, ma il buono non vale, perché il buono non vale dappertutto? Perché l'esercizio deve prima chiedere la convenzione all'ASL. Ma voi come associazione, quindi qui invitando magari la telespettatrice da Chioggia a chiamarvi, potreste intervenire e farvi da tramite per l'esercizio commerciale in oggetto, la catena di esercizi per accettare questi buoni? Ma è volontà degli esercizi? Sì, dopo per carità, possono dire di sì o di no, però magari sollevare la questione per risolvere un po' il problema. Questo sì. Diciamo che noi come associazione bisogna ricordare una cosa, noi siamo un'associazione di volontariato. Sì, ma lo so benissimo. Lo ricordavo per i telespettatori. Sicuramente qualsiasi sia l'azione che ci possa portare all'obiettivo, quindi di migliorare le condizioni di vita del celiaco, sicuramente se il supermercato X di qualsiasi paesino ci chiama per avere informazioni, siamo assolutamente disponibili a farci da tramite anche nelle condizioni in cui magari non sarebbe necessario perché si possono muovere in autonomia, ma posso anche approfittare già se qualcuno ci ascolta. Noi abbiamo un sito internet in cui potete trovare tutte le informazioni che è www.aicveneto.it. In calce a ogni pagina del sito c'è l'indirizzo telefonico e postale dell'Associazione Italiana Celiachia Veneto, alla quale vi potete rivolgere per qualsiasi cosa che sia inerente al mondo della celiachia. Quindi rispondendo alla sua domanda, se un gestore di un negozio vuole tentare questa avventura, sicuramente ci contatti e lo metteremo in condizioni al meglio di procedere. Assolutamente. Dobbiamo andare in pubblicità, arrivano altri messaggi che dicono di visite fatte con questionari, quindi autocertificazioni in provincia di Vicenza che non fanno nemmeno la visita, neanche la visita medica, e quindi sono qualcosa di abbastanza palliativo, insomma si limitano appunto delle domande, qua adesso si limitano a un questionario, si parla spesso di questionario. Ecco, questo è abbastanza grave perché effettivamente non è una visita e addirittura qua parla di questionario inviato per posta. Allora, vediamo di rispondere anche a questo e andiamo in pubblicità, poi torniamo subito insieme. Allora, eccoci qua, abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno signora, dove chiama? Da Padova. Prego. Niente, io volevo portare la mia testimonianza sulla visita, per modo di dire, che è stata fatta. Cioè non è stata chiesta nessuna, se qualcuno ha qualche patologia o qualche problema, ad esempio a me è stata chiesta l'età, l'altezza e il peso, e con questi dati mi hanno dato 88 euro. A mia figlia, che è celiaca anche lei, addirittura hanno chiesto l'età e gli hanno dato 81 euro. Più o meno la stessa cifra, 3 euro di differenza. Cioè mia figlia pesa 20 kg e ne pesa 70. Un'età diversa, immagino. Esatto. Ho capito. Allora, grazie signora della sua osservazione importante. Presidente, rispondendo alla signora e rispondendo ai tanti telespettatori che ci stanno scrivendo, i tantissimi messaggi che scorrono in sovraimpressione, li abbiamo visti nel contenuto e sollevano tutti la medesima problematica, incongruità della visita, modalità
che lasciano perplessi e soprattutto cifra non sufficiente, appunto come diceva anche la signora, per età, sesso eccetera. Allora la Regione è a conoscenza di questa cosa. Ce l'avete già portato a conoscenza? Sì, l'abbiamo già portato a conoscenza, sono già venute a conoscenza anche perché moltissime persone hanno scritto direttamente in Regione e non solo a noi. Alcune ASL, viste le tempistiche imposte dalla delibera, si sono anche viste, passatemi il termine, costrette ad adottare procedure per non correre il rischio di non riuscire a coprire tutte le persone con le fantomatiche di visite, quindi hanno adottato il sistema del questionario o solamente peso-altezza con visite di 5 minuti. In effetti, come ripeto, la Regione è a conoscenza di questo, ha già fatto una circolare a tutti i direttori sanitari mettendoli al corrente che non era questo il modo con cui dovevano recepire la delibera. Quindi qui il problema che abbiamo sollevato all'inizio delle tempistiche è nodale. Ma troverà una soluzione? C'è un incontro previsto? C'è qualche cosa? Avete degli step che state percorrendo? Sì. Cioè, diciamo anche ai nostri telespettatori che cosa fate? Allora, noi siamo stati proprio recentemente, molto recentemente, nel corso delle ultime ore, siamo stati convocati dall'assessore alla sanità per un incontro lunedì pomeriggio, dal quale ovviamente vi diremo ai celiaci l'esito al prima possibile. Nel frattempo l'Associazione Italiana Celiachia Veneto ha interpellato un legale per eventualmente presentare un ricorso qualora questo si verificasse possibile nei termini della legge. Contemporaneamente stiamo organizzando una manifestazione di protesta contro la delibera 991 per venerdì 30 novembre che si svolgerà in Campo San Tommaso. Sarà un semplice sit-in, non sarà una manifestazione vera e propria, ma sarà un sit-in per far vedere che ci siamo, che ci teniamo a questa cosa qua e ribadiremo anche in quell'occasione là la nostra totale disponibilità ad arrivare a quelli che sono gli obiettivi della Regione e quelli dei celiaci. Assolutamente, molto importante questo. Ci sono speranze? La speranza è l'ultima a morire. Io penso che comunque, visti i presupposti e visti gli esiti disastrosi dell'applicazione di questa delibera, non possa che esserci speranza, nel senso che mi stupirei che non ci fosse comprensione di quali sono stati i problemi. Tra le varie, io ho visto passare gli SMS. Io ho testimonianza diretta da colleghi di lavoro che hanno fatto la visita a questo famoso programma dietetico, l'hanno fatto per telefono. Buongiorno, come si chiama? Tizio Caio. Ecco, bene, le daremo 88 euro se passa di qua per piacere a firmarci il foglio. Direi che questo insomma è uno dei tanti casi eclatanti di centinaia che abbiamo ricevuto. Assolutamente. Quindi la nostra speranza... Quindi, ovviamente cercheremo di aggiornare i nostri telespettatori o comunque magari l'associazione può fare punto di riferimento per gli aggiornamenti in essere. Signora, torniamo rapidamente anche a lei. Si parlava della gestione sociale di un bambino e quindi consigli che da mamma, in certo modo esperta anche della gestione, può dare ai genitori che magari si trovano anche un po' in apprensione. Per non creare differenze, perché poi i bambini si guardano tra di loro, come esiste per i diabetici, così ancor più. Beh, allora, per quanto riguarda il sociale, io diciamo che ho avuto molto aiuto da parte della scuola. Ho avuto un incontro con la dietista che mi ha spiegato come veniva tutto quanto e grazie alla collaborazione della cuoca della scuola prepara il pasto per il bambino. Perché ci vuole una pentola diversa. Sì, non solo la pentola, anche il forno, le mani non devono essere contaminate, il luogo del lavoro, cioè la cucina, deve essere un angolino pulito, isolato e distante dagli altri. Quindi è anche abbastanza complessa. Sì, la situazione è un po' complessa, che comunque è una cosa che si svolge anche a casa, perché non ci deve essere la contaminazione tra il piatto normale e il piatto del bambino. Infatti anche a casa noi abbiamo tantissime cose uguali, insieme, però viene spiegato al bambino: guarda che il tuo problema col tuo problema non puoi mangiare alimenti normali. Diciamo che la cosa principale è rendere consapevole il bambino, sia piccolo che adulto, che l'alimentazione è diversa, però la vita di tutti i giorni rimane compagna. Ma quindi consapevole che ha un problema? Sì, deve essere non negarlo, non nasconderlo? Assolutamente. No, il bambino deve essere consapevole anche per poter dire: ma quel prodotto contiene glutine oppure no?
perché se accidentalmente mangia un prodotto senza aver chiesto, ma senza aver chiesto se era con glutine, lui lo ingerisce e il bambino dopo sta male, il bambino, adulto o ragazzo. Ecco, quando dice sta male, che cosa vuol dire? Che esperienza? Vuol dire mal di pancia, sensi di vomito, dissenteria e pancia gonfia. Questi sono i problemi principali che una persona può avere. Dopo c'è anche il problema della dermatite, perché i bambini possono sfogare il glutine anche coprulito, di cui bisogna curare con creme e quindi ci sono dei prodotti che anche devono essere utilizzati, e, insomma è una cosa abbastanza, sì. Richiede attenzione. Chiedo a lei, Presidente, sì. Come mamma di un ragazzo, una persona ormai adulta, quindi ha fatto un percorso abbastanza lungo, quindi la sua esperienza. Beh, la mia esperienza è, mio figlio è stato diagnosticato celiaco che aveva 1 anno, quindi lui piccolissimo, quindi lui non si ricorda assolutamente il prodotto con il glutine. Quindi immagino, quanti anni ha adesso? Adesso ha 25 anni. Quindi 24 anni fa era complessa la situazione. La situazione era molto complessa, 24 anni fa il problema era reperire i prodotti senza glutine. Soprattutto per quell'età lì così piccolo. Cioè. E infatti, perché non erano distribuiti capillarmente sul territorio, e è di quegli anni appunto, che pochi anni prima, che si è costituita l'associazione, come obiettivo proprio quello di migliorare la qualità della vita del celiaco. La qualità della vita di suo figlio, proprio per dare incoraggiamento o comunque un supporto a chi ha il bambino piccolo e la guarda in proiezione, come è stata? Allora, diciamo che è stato meglio, perché è stato diagnosticato che era piccolino, quindi lui fin dall'inizio gli si è spiegato, si è abituato, e oggi lui gira regolarmente e si orienta benissimo su quali sono i prodotti da usare e non usare. Non ha avuto più problemi? Cioè No, quindi nessunissimo problema, anche perché dobbiamo dire che noi finora abbiamo parlato di prodotti dietoterapeutici, ma sono anche moltissimi prodotti naturalmente senza glutine, sì, e che quindi con determinate procedure possono essere consumati dalle persone affette da celiachia. Con determinate procedure, perché? Perché bisogna stare attenti alla contaminazione, quindi anche se si va in un ristorante è bene sempre dire che una persona è affetta da questa intolleranza, chiamiamola così, e quindi anche la semplice bistecca ai ferri deve essere cucinata non in una griglia dove prima era stato magari abbrustolito il pane. E non vergognarsi di dirlo? Assolutamente no, è una condizione come ce ne sono tante altre. Assolutamente. Dal punto di vista economico, signora? Tasto dolente. Allora, dal punto di vista economico sappiamo perfettamente che i prodotti per celiaci costano di più. Logicamente adesso, come ha detto prima il Presidente, i prodotti si possono trovare anche nei supermercati, però comunque la spesa principale rimane la farmacia. Cosa posso dire di più? Costano. Quindi questo resta il problema per una famiglia normale, sì, resta un problema. Se già nel quotidiano fare la spesa è problematico, immaginiamoci in queste situazioni. Sì. C'è la consapevolezza, secondo lei, effettiva di questo? Perché tutti quanti, in qualsiasi cosa, noi ci poniamo sempre, ma chi ci governa, i vari strati e livelli, ha questa consapevolezza? Cioè, il fuoco sotto i piedi. Sì, sicuramente la consapevolezza non posso immaginare che non esista, e sicuramente anche chi amministra sicuramente deve sottostare a diverse tensioni, no? Nel senso sia di rispetto dei conti che comunque vengono imposti poi insomma, da tutti quanti gli organismi di governo, e su questo io non ho nessun dubbio che ci sia consapevolezza. Sicuramente viverla in prima persona, come tutte le esperienze della vita, ti dà una consapevolezza maggiore, diretta e più palpabile, quindi insomma è ovvio che un celiaco ha più sotto mano qual è il menage di comprare, di acquistare insomma, prodotti senza glutine. Però diciamo che ribadisco il concetto che trovarsi di fronte a un'associazione come la nostra, che ha 30 anni di storia, che si è battuta anche con i celiaci stessi per delle azioni che sono state considerate, che erano impopolari tra la popolazione celiaca. Per esempio noi ci siamo battuti perché appunto i buoni non venissero erogati in denaro, ma fossero relativi solo all'acquisto di prodotti notificati al Ministero. Ci siamo battuti perché
i celiaci si potessero fare, cioè abbiamo sempre rifiutato l'assistenzialismo come associazione. Quindi questa è una cosa molto importante. E quindi rispondendo alla sua domanda, c'è coscienza? Io penso di sì, e sarebbe anche forse il momento in cui le istituzioni potrebbero sfruttare la coscienza che noi stessi in maniera molto critica, anche per essere associati, potremmo portare di contributo al percorso della Regione. Perfetto, facciamo in bocca al lupo per l'incontro che ci deve essere il prossimo, se non sbaglio lunedì addirittura, quindi un incontro significativo in Regione. Vi cercheremo di tenere aggiornati naturalmente, grazie anche alla nostra testimonianza della signora, grazie all'associazione di aver partecipato, a voi come sempre di aver contribuito col vostro apporto alla nostra trasmissione. Noi come sempre ci ritroviamo in diretta lunedì, buon fine settimana.